alla mozione, l'abbiamo vista questa sera, ma ammesso e non concesso, non nel senso che non lo si voglia, approvare anche il testo così come da voi emendato, vorrei capire anche se poi l'altra parte dell'opposizione ha avuto modo di leggere e riflettere sulle modifiche che sono state introdotte. Per quanto mi riguarda non c'è motivo per aprire direttamente la discussione, se vogliamo, solo per via e scrupolo anche di piena conoscenza, sospendere un paio di minuti la seduta solo fine di verificare poi con il capogruppo se vi è convergenza sul testo così come posto. Prego. Sospendiamo. Volevo solo precisare quelli erano, poi se vuole leggere il documento finale. Ci siamo sentiti come nostro gruppo di maggioranza di voler fare alcune variazioni visto che questo è un documento che vorremmo spedire e mandare a nel fatto che di un punto abbiamo cambiato una frase, di due punti abbiamo cambiato una frase, solo quello che poi invece abbiamo inserito nelle parti finali, abbiamo messo dentro anche, oltre che al governo italiano, al ministro degli affari esteri, anche il Presidente della Repubblica, che lo sia il caso. Poi, come era previsto di impegnare la Giunta a esporre con striscione un totem sulla facciata del municipio, e naturalmente questo implica una prefigurazione dell'impegno di spesa, di trovare, quindi quella frase è stata cambiata, impegnare la Giunta e tutti i consiglieri comunali di farsi carico per ogni legittima azione di sensibilizzazione e testimonianza a sostegno dei due militari italiani trattenuti dalle autorità italiane. Per quello che riguarda la pubblicità, quindi l'opera di sensibilizzazione, il totem o lo striscione è stato, credo possa avere la stessa penetrazione promozionale, pubblicitaria o rilievo, con un apposito spazio nel sito web del comune che raffiguri i due militari e il loro caso, fino all'esito favorevole della vicenda. E questa è il cambio. Se poi lei vuole leggere tutta la mozione, l'abbiamo riconosciuta. Se siete d'accordo, attendiamo queste modifiche proposte. Non vorrei tagliare il Consiglio Comunale, abbiamo fatto una battaglia, ci siamo anche assentati
perché mancava la video di presa del Consiglio Comunale, il punto penso meriti, no? La breve lettura, insomma, stiamo veloci, non è l'ordine del giorno che era composto di 4 pagine, siamo veloci. Consigliere Borini, la può leggere, ma perché parliamo dei Marò, non per la telecamera. Dire lettura con le modifiche. La ringrazio della gentile concessione capogruppo autonomo. Parliamo di Marò, ma è grazie alla telecamera che poi i cittadini che non sono qui presenti questa sera avranno contezza poi del dibattito e di quanto stiamo andando a deliberare. Mozione del titolo Solidarietà ai Marò italiani e alle loro famiglie. Esposizione, in questo caso poi bisognerà emendarla con la introduzione nel sito web del Comune di Caorle dell'impegno a raffigurare i due militari e il loro caso fino all'esito prorogabile della vicenda. Il Consiglio Comunale di Caorle, premesso che la vicenda riguardante i due Marò italiani Massimiliano Lattore e Salvatore Girone, accusati di aver ucciso 2 pescatori indiani, sta assumendo via via il contorno di una tragedia annunciata. Considerato il mancato accordo tra Roma e New Delhi per la definizione della giurisdizione italiana che ha comportato il rientro nella giornata di venerdì scorso, qui stiamo parlando del 26 marzo 2013, di 2 fucilieri in terra indiana per essere giudicati a seguito dell'istituzione di un tribunale ad hoc. Appreso che l'altra corte di New Delhi ha intanto istituito tale tribunale per esaminare il caso e la questione della giurisdizione e che ha nominato il giudice Amit Bansal quale responsabile del procedimento, visto l'esito non incoraggiante per numero risolutivo dei colloqui avvenuti il 25 marzo 2013 tra il sottosegretario degli esteri Stefano de Mistura e il ministro indiano degli esteri Salman Khurshid, viste le pesanti dichiarazioni del governatore del Kerala, Omen Chandi, secondo i quali 2 Marò sono vittime del loro criminale comportamento e implicati nell'assassinio di 2 innocenti, di cui il processo deve assolutamente celebrarsi in India. Evidenziata la richiesta alle istituzioni e a tutte le forze politiche del Marò Massimiliano Lattore, che in un appello del 25 marzo 2013 ha esplicitamente chiesto un gesto di responsabilità, l'unione delle forze di condivisione da parte di tutta la nazione affinché si giunga per questo ad una soluzione dell'intera vicenda, si invita il Consiglio Comunale di Caorle a far proprio e raccogliere unanimemente l'appello del Marò Massimiliano Lattore, oltre ad esprimere il disappunto e la frustrazione per la situazione che stanno vivendo i 2 militari italiani, vuole essere una richiesta di unità ed un segnale dell'Italia che, almeno di fronte alle proprie bandiere e ai propri soldati, si riconosca in una sola e orgogliosa nazione. Esprimere tutto il proprio dissenso nei confronti del governo indiano che sta imponendo la propria giurisdizione senza alcun riferimento al diritto internazionale ed italiano. A chiedere pubblicamente al Presidente della Repubblica e al governo italiano, al Ministro degli Affari Esteri e a tutte le forze politiche di dimostrare massima unità di intento per giungere ad una soluzione celere della vicenda tanto opportuna quanto acclamata. Esprimere con forza la vicinanza e la solidarietà nei confronti dei 2 Marò Massimiliano Lattore e Salvatore Girone e delle rispettive famiglie. A chiedere l'impegno del governo italiano affinché moltiplichi gli sforzi per garantire il ritorno in patria dei 2 Marò e il rispetto dei trattati internazionali, anche attraverso l'alto rappresentante per le politiche di sicurezza dell'Unione Europea e dell'ONU. A impegnare la Giunta Comunale e tutti i consiglieri comunali a farsi carico di ogni legittima azione di sensibilizzazione e testimonianza a sostegno dei 2 Marò italiani trattenuti dalle autorità indiane. A demandare al Sindaco e alla Giunta l'onere di dedicare all'argomento un apposito spazio nel sito web comunale che raffiguri i 2 militari e il loro caso fino all'esito favorevole della vicenda. Chiedo un chiarimento, c'era nella versione modificata, c'era anche nel secondo periodo della seconda pagina senza alcun riferimento al diritto internazionale italiano. Sì, c'era letto. Certo, ho letto. Poi chiede pubblicamente anche al Presidente della Repubblica che questo è confermato. Sì. Mettiamo ora in voto il 6° punto dell'ordine del giorno, voti favorevoli, 16 voti favorevoli, approvato all'unanimità. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, determinazione in merito al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro, relazione al sindaco.
visto il decreto legislativo 7 settembre 2012 numero 156, con il quale il governo ha stabilito la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro, visto l'articolo 3,2 del decreto legislativo 156 2012, che prevede che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo citato sul bollettino ufficiale sul sito internet del Ministero della Giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Considerato che le tabelle sopra richiamate sono state pubblicate il 28 febbraio ultimo scorso, perciò la scadenza per richiedere il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace scadrà il 29 aprile prossimo. Premesso che la questione del mantenimento dell'ufficio del giudice di pace presso l'ex mandamento di Portogruaro non può discostarsi da alcune valutazioni e dalle esigenze che emergono dal territorio e più in generale sulla funzione attuale che esercita il giudice di pace. Partiamo dalla prima considerazione: parlare oggi del più generale concetto di legalità, di rispetto delle regole della civile convivenza, del presidio forte ed attento del territorio, senza poi avere degli strumenti idonei ad affermare e far rispettare questi principi, rappresenterebbe solamente una discussione sterile e priva di buon valore. Nel momento attuale, insieme a una crisi economica che investe pesantemente tutta la società, e in particolar modo il mondo delle autonomie locali, emerge una forte richiesta di sicurezza e di legalità. I recenti fenomeni di criminalità diffusa hanno ampliato nei confronti delle amministrazioni comunali le richieste sempre più forti per delle risposte tempestive e risolutive. L'insicurezza genera paure, talvolta enormemente più grandi delle reali dimensioni dei fenomeni che li hanno provocati, ma non per questo non appaiono meritevoli di risposte. La legalità è vera ed autentica nella misura in cui essa può essere affermata e declinata in ogni occasione sia richiesta, soprattutto con tempi ragionevolmente certi, con costi accettabili e con una struttura giudiziaria che nutri il principio della sussidiarietà, che ormai rappresenta un autentico caposaldo nella struttura portante del mondo delle autonomie locali. Quindi non c'è legalità senza giustizia, non c'è giustizia senza una struttura vicina al cittadino. Evidenziato come legare questi contenuti alla figura del giudice di pace è di evidenza palmare. Senza volersi soffermare sui contenuti sulla figura del giudice di pace, si vorrebbe sottolineare solamente una considerazione che ci è cara, quella che ha salutato l'introduzione della figura del giudice di pace quale giudice degli ultimi, il giudice di prossimità del diritto francese, volendo intendere con ciò una figura del sistema giudiziario che vuole dare ascolto alle istanze delle controversie di più modesto valore, alle questioni giudiziarie più semplici, ma non per questo meno importanti, di quei cittadini che per controversie sotto euro 516,46 di valore, ovvero l'importo superiore se autorizzati dal giudice, possono stare direttamente in giudizio senza farsi assistere dal difensore. Ma c'è di più. Nell'affrontare il tema del mantenimento dell'ufficio del giudice di pace nell'ex mandamento di Portogruaro, l'amministrazione comunale di Portogruaro ha pensato anche a un concetto più ampio di presidio e di legalità, affiancando l'ufficio del giudice di pace con lo sportello di ascolto per le donne vittime di violenza, lo sportello di consulenza per l'amministrazione di sostegno e le attività di consulenza legale gratuita che vengono garantiti per queste due ultime fattispecie dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, alla figura del difensore civico, alla possibile istituzione ad invarianza di spesa di altre figure di rilievo a tutela di situazioni di particolare delicatezza o di fasce sociali deboli. Rilevato che questi temi, per la loro rilevanza, non paiono potersi circoscrivere all'ambito territoriale del comune di Portogruaro, ma estendersi almeno all'intero territorio dell'ex mandamento, le cui amministrazioni comunali sono state da sempre sensibili interpreti, considerato che la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro determina un grave pregiudizio all'intero territorio del portoghese, mediante accorpamento di sedi più lontane da quelle che sono i veri interessi e necessità del cittadino, con conseguente gravissimo pregiudizio non solo per la città di Portogruaro, ma anche per tutti i comuni interessati alla riduzione di sedi giudiziarie. La sede del giudice di pace nella città di Pordenone, che accorperebbe l'attuale circoscrizione del giudice di pace di Portogruaro, così come prevista la legge, determinerebbe un aumento dei costi a carico dei cittadini e degli utenti in generale, derivante dalla necessità di raggiungere quella sede e dalle ore di lavoro che andrebbero perse già solo per il viaggio verso la sede, magnificando anche la funzione del giudice di pace quale organo di giustizia qui vicino al cittadino, che svolge importanti funzioni in materia di contenzioso oltre a rilevanti compiti di conciliazione. Il Comune di Portogruaro
ritenuto fondamentale per il servizio ai cittadini, è intenzionato a mantenere in attività l'ufficio del giudice di pace e a tal fine ha coinvolto anche gli altri comuni, compresi nell'ex mandamento di Portogruaro, nell'assunzione di tale impegno e dei relativi oneri. Il Comune di Caore, condividendo tale necessità a garanzia della propria comunità, ritiene di approvare tale proposta di gestione associata promossa dal Comune di Portogruaro, considerato che allo stato attuale i comuni interessati al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace oltre a quello di Portogruaro sono i seguenti: Annone Veneto, Caore, Cinto Camaggiore, Concordia Sagittaria, Fossata di Portogruaro, Gruaro, Ramaggiore, San Michele Tagliamento, San Stino di Rivenza e Taglio Veneto, i cui amministratori in più occasioni hanno manifestato l'intenzione di aderire all'iniziativa del mantenimento del presidio della giustizia presso il territorio dell'ex mandamento di Portogruaro. Considerato inoltre che a seguito dell'emanazione delle istruzioni del Ministero della Giustizia già citate sono state meglio definite le modalità, i tempi e le forme di partecipazione che i comuni singoli associati possono attuare per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace presso quelle sedi che dovrebbero essere soppresse a seguito della riforma che ha ridisegnato la cosiddetta geografia giudiziaria. Ritenuto pertanto di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace al Ministero della Giustizia entro la scadenza improrogabile del 29 aprile prossimo, facendo propri gli impegni secondo le istruzioni pubblicate dal Ministero, a condizione che a tale richiesta aderiscono anche gli altri comuni del Mezzogiorese, dato atto che a seguito di questa manifestazione di volontà il Comune di Caore, in associazione con le altre amministrazioni comunali dell'ex mandamento che hanno adottato o che stanno per adottare analogo provvedimento deliberativo consiliare, si impegna congiuntamente con gli altri enti nei confronti del Ministero della Giustizia ad accollarsi le spese per il funzionamento della sede del giudice di pace e a fornire o accollarsi le spese per il personale amministrativo per l'ufficio del giudice di pace, dando atto che invece le spese per i compensi del personale della magistratura onoraria, cioè del giudice di pace e quelle relative alla formazione iniziale del personale amministrativo, sono a carico del Ministero. Ricordato che, come da comunicazione della Presidenza del Tribunale di Venezia, protocollo 13.108 del 28 marzo 2013, i comuni subentreranno nella gestione dell'ufficio del giudice di pace verosimilmente da fine ottobre dell'anno 2014, verificato che allo stato attuale non risultano esattamente quantificate le spese che graveranno sui comuni associati per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, ma comunque si provvede con il presente atto ad indicare una stima presuntiva sulla scorta delle spese che sino allo stato attuale il Comune di Portogruaro ha sostenuto per tale funzione, dato atto che la somma complessiva verrà ripartita sulla scorta del numero degli abitanti di ciascun comune aderente e che le spese del personale eventualmente comandato dai comuni verranno scomputate dall'importo dovuto dal comune che ha risposto il comando, dato atto altresì che l'immobile finora adibito a sede degli uffici del giudice di pace è di proprietà del Comune di Portogruaro e pertanto la conseguente spesa non viene computata nelle somme di gestione da ripartire, dato atto che l'importo stimato per gli arredi, pari ad euro 20.000, grava nelle spese del solo primo anno e potrebbe subire delle diminuzioni qualora, come prospettato, il Ministero di Giustizia alienasse come beni usati gli arredi attualmente in uso, visto il prospetto delle spese da sostenere per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace per l'anno 2014, per il periodo indicativo 1 novembre al 31 dicembre, qui do per letta l'intera tabella, specificando solo che per il Comune di Caore la posizione è su 12.032 abitanti in un territorio di 151,45 km², il costo approssimativo di 4.993,97 € e i dati riassuntivi sul totale di abitanti di tutto il mandamento di 96.642 per un territorio di 634,15 km² di euro 40.111,94. Visto il prospetto delle spese a regime, anche qui do per lettera la tabella limitando a specificare solamente la posizione del Comune di Caore, stessi abitanti, stesso territorio, il costo approssimativo su 15.023,71 per un totale di 120.671,63 il costo totale. Ritenuto di stabilire la già individuata forma di gestione dell'ufficio del giudice di pace nello strumento giuridico della convenzione con gli altri comuni interessati al fine di pervenire alla gestione associata dell'ufficio del giudice di pace e ritenuto di individuare il Comune di Portogruaro quale comune capofila in questa forma associativa, ritenuto inoltre che con successivi provvedimenti consiliari da parte dei singoli enti che con la presente deliberazione hanno manifestato l'adesione al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace in Portogruaro
dovrà essere approvata una convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace, in cui vengono precisati i costi a carico di ciascun ente con maggiore dettaglio, le modalità di consultazione fra enti e la durata e assunti i relativi stanziamenti finanziari a valere negli esercizi finanziari del 2014 e successivi, tanto premesso si chiede di deliberare, di riconoscere il valore fondamentale dell'ufficio del giudice di pace quale presidio di legalità e rispetto delle regole della civile convivenza e di garanzia delle istanze di giustizia ai cittadini, di richiedere al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 1,2 lettera G, legge 141/2011, il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro per il tramite del sindaco di Portogruaro quale delegato dei comuni associandi, di impegnarsi a sostenere, secondo le ripartizioni di massima sopra riportate, le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nell'attuale sede, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, di stabilire che con successivi atti i consigli comunali di Portogruaro, Monevento, Caule, Cinto Framaggiore, Concordia Sagittaria, Possalda di Portogruaro, Guaro, Framaggiore, San Michele del Tagliamento, San Stino di Livenza e Taglio Veneto provvederanno all'approvazione di apposito schema di convenzione contenente le modalità per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro, la previsione di spesa per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, nonché i criteri per la ripartizione dei costi tra i comuni interessati, di dare atto che contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione sopra indicato si provvederà ad effettuare lo stanziamento ed assumere i relativi impegni di spesa a valere dall'anno 2014 e seguenti, di dare atto che il presente provvedimento sarà efficace a condizione che alla gestione associata aderiscano anche gli altri comuni del Portogruarese, che non comporta impegno di spesa ma rilevanza contabile, stanti i riflessi economici e finanziari sul bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 49, primo comma del testo unico degli enti locali, di dare mandato al sindaco di comunicare la presente deliberazione al Comune di Portogruaro per l'inoltro dell'istanza al Ministero della Giustizia di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro. Grazie Sindaco, lascio la parola al Capogruppo Tornò. Questa delibera, come è noto, abbiamo portato all'attenzione in Commissione che non era per questioni di urgenza, è stata portata in Consiglio Comunale questa sera. Abbiamo avuto modo, ma avete avuto il testo che ha letto il Sindaco in questo momento, che ci sono le particolari condizioni per provare questa sera la delibera, e quindi ci saranno poi ulteriori passi in futuro. Auspico che se ci sono delle questioni da portare all'attenzione vengano portate e chiarite stasera, che poi questo passo a beneficio dei cittadini, coloro che hanno la semplice multa o che hanno delle questioni di poco conto, che non devono andare a perdersi neanche della giustizia del loro, possano rivolgersi verso il Consiglio. Grazie Presidente. In realtà poi ne avevamo anche parlato in sede di commissione, per carità non era la commissione capigruppo, ma di fatto c'erano tutti quanti i capigruppo, c'era anche per la lista da non rappresentante, quindi l'argomento è stato trattato, e in questa sede di riferimento, senza togliere tutto lo spazio poi al voto, di rilevare quanto segue. Due sono gli elementi sui quali si basa il patto fondativo di uno Stato. I cittadini dicono: rinuncio all'autodifesa e rinuncio, o meglio chiedo di consorziarci per poterci difendere, che ci sia un soggetto che lo faccia al mio posto. La difesa c'è, anche se con tutte le lacune che sul punto ognuno di noi potrebbe rilevare, sia interna che esterna. La giustizia è essenziale, perché altrimenti saremmo alle vie di fatto e ognuno sarebbe portato a farsi giustizia da solo. Pensare però che la politica generale
e la politica giudiziaria in particolare abbia condannato con questo provvedimento di riforma della geografia giudiziaria gli enti locali a farsi carico dei costi di funzionamento della giustizia, oppure nella misura del giudice di pace, è quanto di più, diciamo, contraddittorio rispetto a quel fatto produttivo. Perché io intanto in quanto faccio parte di questo organismo che vogliamo definire Stato e si fa carico di raccogliere le risorse un ente locale per offrirmi quel servizio che mi evita di dover giungere nelle vie di fatto, intanto in quanto lo Stato vi provvede effettivamente. E qui purtroppo stiamo assistendo al venir meno del patto fondativo. Purtroppo noi siamo costretti a farci carico di queste risorse e evidentemente lo Stato non è più in grado o non vuole, questo per capire, assicurarsi. Il voto sarà favorevole. Grazie per Morin. Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Voti favorevoli? 16. Si mette i voti di immediata eseguibilità, voti favorevoli? 16. Si trova l'unanimità. Grazie, la seduta continua. Prego. Un'osservazione. Prima della conclusione che abbiamo via, se non ho sbagliato i titoli, se sono stato attento a verificare sicuramente, mi risulta che il consigliere Pellegrini sia assente per la terza volta consecutiva e non abbiamo mai sentito alcuna giustificazione di queste assenze, che normalmente penso che dovrebbe regolare il capo eventualmente. Non sappiamo se le assenze sono dovute a motivi personali, politici, o quindi chiediamo che sia fatta una verifica e nel caso che sia applicato l'articolo 12 dello Statuto Comunale. Grazie per il compromesso. Chiudiamo la seduta. Grazie.